Palazzo Roccella, che è il Palazzo delle Arti di Napoli, una delle arti contemporanee più importanti del sud Italia. Vi trovate all'interno di una mostra un po' strana, un bel tipo di tante cose, che questa mostra rock che ho l'onore e il piacere di ideare, condividere e realizzare con il mio giocatore di Carangioiosa, che si scusa ma avevo un altro impegno, quindi ho dovuto andare via e diciamo oggi sono da solo, ma sono in ottima compagnia e sono con voi. Rock 6 quest'anno ha avuto i riflettori su delle icone, dopo magari se avete il piacere di fare un giro dalle sale vedrete nei columni anche apparentemente un po' strani, c'è una Madonna in una sala, 330 milioni di copie vendute del mondo, che la rende la più grande icona femminile della storia della musica, è entrata l'anno scorso nella World of Fame della Rock Europea. Ma c'è anche Caravaggio e Shakespeare, dove personaggio molto particolare, poi capirete perché Shakespeare è l'autore più citato all'interno delle canzoni di rock di tutti i tempi. Gli Iron Maiden, i Beatles, Elvis Costello, The Spritz, Metallica, Dorito, tutti hanno cantato le parole del grande poeta bardo britannico. Anche Caravaggio, vi chiedete perché Caravaggio? Perché nel 1706 e 1709, quando Caravaggio era a Napoli, si ascoltavano i milanesi, che era un genere autoctono, tutto made in Naples, fortunatamente esportati anche in Europa. E le milanesi in qualche modo non le possono di allora, si ascoltava quello nella Napoli del 600. Ultima icona, George Martin, il grande e leggendario produttore dei Beatles, con il quale dietro le macchine di Abbey Road, al primo piano della sala 4, realizzò l'album capolavoro con le Roberts e John Pepper, la Burston, e guarda, e il maestro più attento mi racconta che c'è stato, dopo mi farò raccontare un po' di tutte queste cose. E tra le icone oggi non poteva non esserci il mio caro amico e grande musicista, Gianni Guaracino, una bella grazie. Personalmente Gianni adesso infatti quando ci siamo visti un paio di mesi fa coinvolgendomi in tutto ciò che è inerente a questo prodotto che abbiamo, questo progetto di sicurezza che andiamo a realizzare, sono stato felicissimo di avervi qua, è stato uno dei primi a essere tra virgolette calendarizzato con onore all'interno della nostra rock. Già di Guaracino dopo ne parliamo, ma credo lo conoscete tutto. I tedeschi parlavano di Grundnorm, le Grundnorm erano le pietre angolari su cui poggiavano tutte, le grandi cattivate ottiche poggiavano su questa pietra centrale dove si leggeva un po' tutto. Ecco, già in qualche modo è una Grundnorm del nostro suonare a Napoli, uno degli alfieri di Chiavare del Napoli della Favola, un po' come l'amico Roberto Giangrande che stava da qualche parte, che ho visto da qualche parte, ecco, grande Robby, cioè persone che hanno fatto la storia del sound di Napoli, quello puro, quello vero, quello genuino. È un eroe delle seconde e ogni suo lavoro è respiro un po' di tutto, è difficile etichettare la musica di Gianni. Io già l'etichetto molto raramente tutti i generi di musica perché racconto sempre e spiego che il rock è una frattura culturale del prima e dopo, ma non è una genere musicale. Duke Ellington diceva ci sono solamente 3 generi di musica, quella bella, quella brutta e quella che non serve, e io condivido questo e pensavo che Gianni, quindi in Gianni c'è un po' di tutto, c'è il Mediterraneo, ci sono le scale alte, ci sono le pentatoniche, c'è la melodia e l'armonia che c'è a partire, c'è Resicando il mondo, ma c'è anche il blues, c'è tutto. Questo disco che andiamo a presentare oggi è Coimbra, credo sia il tuo quarto da solista, e dopo vi invito ad acquistarlo perché gli artisti non lo diranno mai sempre per flore, ma i dischi si fanno anche per vendere, quindi mi raccomando, ve lo dico di cuore in fondo lì con Gianni che ve lo autograferà anche, farà anche un firmatorio. E in questo disco ci sono 13 brani, alcuni dei quali Gianni, quello che lo trovo di più, ma è naturale, non si è capito. Grazie, tu lo rendi unico, e in questo disco ci sono 13 brani, in alcuni dei quali Gianni, che ha collaborato con i più grandi musicisti del mondo, e veramente non lo dico per, ma le carte cantano. Troverete un brano Lucio, con Lucio Dalla, il grande Frank Gambale, Paco de Lucia, e Paco de Lucia ha dichiarato più volte che a Gianni è uno dei chitarristi più bravi con cui ha avuto il piacere di suonare, ve lo dico io, questo signore si chiama Paco de Lucia. Ora Gianni, accompagnaci un po' per mano il sintetico Coimbra, dal titolo e che cosa c'è scritto? Aiuto. Non è vero, perché poi quando comincia a parlare non mi fermerei più, ma è difficile scegliere che cosa dire, nel senso che potete dire veramente tante cose. Innanzitutto devo ringraziare Cane perché sono gli esseri umani che fanno le cose, no? Fanno la qualità degli incontri, creano il mood, l'atmosfera, no? Grazie alla quale poi le cose prendono senso, insomma. Ecco. A proposito di Lucia che
dei giovani quando abbiamo suonato a Napoli mi dicevo che cosa mi ha detto, perché lui mi chiamò sul palco e non mi disse neanche il brano che dovevamo suonare, no? Per fortuna io conoscevo tutto di Paolo, anche la moglie, ma comunque già non capito, no, conoscevo più o meno tutto. E c'è stato questo brano che faceva non era proprio semplice, devo dire la verità. Io lo conoscevo e poi c'è stata l'improvvisazione, però Marco, quando siamo usciti da qua, tutto mi aveva detto Marco come ho suonato? Una merda. E poi io dico, cioè poi però devo dire la verità, ecco, per rilanciare questa cosa che lui mi disse spontaneo, però per solo pensare che non avevo suonato con la grande, io non so come ho suonato perché sono entrato in una specie di viaggio della sera sul palco del teatro del Paolo. Ci stava pure un'energia su quel palco pazzesca, perché veramente la musica è energia, la musica trasforma veramente l'energia e trasforma i pensieri e i sentimenti delle persone. Quella sera sul palco ci stava una cosa meravigliosa e normalmente per bilanciare questa cosa io poi ho chiesto a Paolo dei consigli, no? Perché lui aveva una mano destra spettacolare, una mano sinistra spettacolare e lui mi disse che ti devo dire, tu suoni già. Per cui questa cosa chiaramente è una delle cose che mi hanno aiutato ad andare avanti, a portare avanti il mio discorso musicale, perché veramente non è facile da nessuna parte, ma qua io che ne parlavamo un pochino di tempo prima che venivate voi. A Napoli veramente effettivamente la vita ti mette alla prova, nel senso che veramente capire qual è la tua motivazione, se ce l'hai la porta avanti, se non ce l'hai non la porta avanti. Io almeno questa cosa l'ho capita, io senza musica non posso vivere, quindi sono costretto a fare quello che faccio. Quindi negli anni ho cercato di farla bene, io ho capito che mettendoci sforzo, qualità, come dire, la musica comincia ad essere sempre più reale, vera, racconta quello che c'ho dentro, ma quello che c'ho dentro è quello che avete voi dentro, no? Quindi se riesco a raccontare me, racconto pure un pezzo di lui. Per cui, come dire, tirare fuori, ecco, noi diremmo, noi creare valore nella vita, ecco, usare la musica per raccontare le nostre storie umane, che sono comunque storie di impegno, storie di tentativo di diventare umani, ecco, per cui non so perché ho scelto di fare il primo album, ma sono arrivato al quarto, quindi adesso comincio a capire perché avevo bisogno di raccontarmi, avevo bisogno di raccontare le mie cose per mettermi in contatto con gli altri esseri umani che popolano questo strano, meraviglioso pianeta. Questo disco si chiama Coimbra, vi dico perché? Perché io questo posto non l'ho mai visto. E mi piace pensare che la musica ci porta in posti dove noi non siamo mai stati, nei posti nuovi della nostra anima, no? Nei posti nuovi che abbiamo bisogno di visitare per diventare umani. Quindi questo Coimbra suona bello, Coimbra può essere una donna, un gioiello. Io pensavo che un posto di mare, invece di mare non ci sta, Coimbra ci sta nelle grandi università, sono stato felicissimo di dire veramente questo posto non lo conosco. E mi fa piacere pensare che questa musica mi porta in posti che non avete ancora, come dire, frequentato, ecco. Oppure avete frequentato ma ritornandoci trovate quegli elementi, come diceva giustamente Carmine, che condivido completamente con il discorso. Nella mia musica ci sta tutto perché non ho deciso di non rinunciare a nessun tipo di musica. Non ci sta una musica che racconta il mondo, ci stanno tante musiche che raccontano la musica. Per cui io sono stato fortunato, sono cresciuto con il rock, con il jazz, con il blues, con il
amico, sono stato fortunato a incontrare persone che mi hanno permesso di crescere, tra questi cito sicuramente il mio amico, perché il grandissimo e carissimo amico, perché ecco, voglio dire, io pensavo che qui era stabile, io guidavo la macchina, viaggiavamo in due, una Opel Kadett 1200, la prima macchina comprata, perché le cose stavano cominciando a funzionare, per arrivare nella stessa stanza. E a volte mi chiedevo pure di mettere gli zoccoli fuori, perché a volte l'estate era meglio che le fare. E là ci sta Roberto Giangrande che ha rivisto parecchi di questi momenti. Sono momenti che in questo sono questi momenti adesso sono veramente preziosi perché appartengono all'umano, non al grande mercato della musica. Per noi lui è Pinotto e resterà Pinotto tutta la vita. Le sue musiche non le devo raccontare, se non le sentite fanno parte della nostra vita, per fortuna